Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com, ancora ci troviamo a fare un'altra partita live commentata. Ovviamente vale sempre la stessa premessa fatta per il video di prima, questi video non sono tanto istruttivi, anzi perché potrò sicuramente anche perdere, ma servono tanto per far capire cosa passa nella testa di un giocatore di scacchi, anche se è già tanto definirmi così. Però è questa l'idea di questi video. Quindi il mio avversario ha aperto con E4. Noi ora rispondiamo tranquillamente con E5, una delle risposte più consone, ecco, che si utilizzano. Cavallo F3, andandomi a minacciare il pedone 5. Ora, come posso difendere io questo pedone? Con D6, ma non è considerata tanto buona, con F6 che è considerata pessima, perché può seguire il sacrificio poi di cavallo su E5, e quindi non ci sono veramente molte soluzioni. Donna E7 pessima perché chiude l'alfiere F8, quindi cavallo C6 risulta la migliore perché sviluppiamo un pezzo e difendiamo il pedone. Ora, perché il bianco ha giocato alfiere B5? Perché se noi lasciamo la situazione così com'è e il bianco ci cattura il cavallo, dopo che noi abbiamo ripreso l'alfiere, perdiamo il punto E5, il pedone importante E5. Quindi ora bisogna pensare alla difesa di E5. In genere che cosa si gioca a questo punto? A6. Ok, abbiamo detto che appunto che dopo questo cambio abbiamo il pedone E5 indifeso. Tuttavia non era proprio vero perché se il cavallo prendeva il pedone succedeva qualcosa di non molto bello per il bianco che poi vedremo magari in un'altra partita. Ok, ora questa mossa mi sembra veramente molto forte. Vediamo come si può reagire. Probabilmente con un cambio, anzi quasi sicuramente con un cambio. Non vedo altre possibilità. Ok, a questo punto ci sta uno scambio di donne, sicuramente. E qui la partita diventa molto tranquilla. Ok, io ho una struttura pedonale non proprio felicissima, però non mi va neanche tanto male. Ho i due alfieri, ecco. Diciamo che sono in vantaggio perché ho la coppia di alfieri che è molto più potente della coppia di cavalli, ecco. Questo sì. Ora possiamo giocare. Cosa possiamo giocare? Innanzitutto un bel arrocco ci sta. Quindi vediamo, eh. Credo che punterò sull'arrocco corto, è quasi sempre la miglior mossa. Allora, dopo alfiere C5 seguirebbe cavallo B3 probabilmente, però dopo però così ho l'alfiere sospeso e non va bene. Cavallo F6 minacciando il pedone, se il pedone spinge non credo che ci siano grosse conseguenze. Ok, difende il pedone, difende il pedone. A questo punto ci può stare anche un alfiere B4 minacciando il cavallo, però poi segue C3 e al massimo poi ritiro. Mm, allora, forse alfiere 2, anzi o D6 è la migliore, probabilmente. No, pessima. Alfiere D3 e D6 è pessima, perché dopo cavallo F3 segue la spinta di pedone. Vediamo, eh. Qui forse l'arrocco lungo è la miglior soluzione. Allora, alfiere G4 con la spinta di pedone, ritirata e dopo il mio alfiere non va più da nessuna parte. Niente, non mi trovo in una posizione felicissima, devo dirlo. Perciò alfiere C4, C5 scusate. Ecco dai, alfiere C5 aggiudicato secondo me. C3 come non detto, arrocco lungo ora. Ritirata di alfiere,
una ritirata non felicissima sicuramente. A questo punto posso liberarmi dell'impedonatura con C5. Ecco, bisogna sempre cercare, nei limiti del possibile, di liberarsi di questi pedoni doppiati. In questo modo sicuramente me ne riesco a liberare. Però prima voglio fare un attacco sul pedone centrale, che mi sembra una mossa migliore. Ok, ora ci sta questa spinta. Benissimo. Allora, qui il bianco sta creando un attacco fortissimo, si sta indebolendo però sulle case nere e avendo l'alfiere nero credo proprio che dovrò puntare su questo. Ora devo trovare il modo per far fruttare questo alfiere nero, dato che quello bianco non mi serve praticamente a nulla. La torre nemmeno. Allora, qui devo giocare alfiere di 6. Ok, torre B1 con lo scopo di puntare su B7, quindi ho l'alfiere bianco vincolato a questo punto, una mossa molto fastidiosa. Anzitutto uno scacco ci starebbe bene, così ci togliamo da ogni arrocco possibile. Ok, e qui va bene. Ora però dobbiamo veramente liberarci di questi. Allora, C5 è una mossa promettente, molto promettente, anzi, sì, così in caso di cavallo F5 cambio subito sto alfiere del cavolo che non mi serve a nulla e ora devo giocare B5. Però dopo A5 son cavoli, ragioniamo prima di giocare. Sì, segue torre dietro pedone. Ok, C5 è un punto. Non posso spingere altrimenti il cavallo si impossessa di questa fortissima casa. Quindi sono costretto a difendere questo pedone, anche al costo di sprecarci una torre in difesa. Però sono costretto a farlo. Sono costretto, perciò. Però se dopo ci gioca alfiere E3, sono sì costretto poi a spingere. Quindi la torre mi servirebbe a nulla. Vabbè, c'ho il cavallo che si può ritirare. Ah, e mo son danni. Mo son danni veramente, perché spostando l'alfiere c'è il giochetto di alfiere H6 e sono costretto poi a indebolire la mia posizione. Ecco, questa non l'avevo presa in considerazione in nessun modo. Mi tocca giocare questa probabilmente. Alfiere F4 con l'intenzione di spingere in E5, così il cavallo si toglie, dopo torre G4 perdo l'alfiere. Buona. Mica tanto buona. Devo trovare il modo per salvare il cavallo e l'alfiere, che fra poco se ne andranno. Cavallo. Ok. E qui sono costretto veramente a spingere il pedone. Anzi no, qui posso ancora fare questo bellissimo giochetto che mi piace molto. Ah, così ho salvato l'alfiere. Salviamo l'alfiere. Ok, perfetto. Me la son cavata, non so neanche io come ho fatto, ma me la son cavata. Ora, torre G5, con l'intento di, forse di farmi spingere. Ma io lo faccio ben volentieri questa spinta, sinceramente. Ok, qui seguirà sicuramente un raddoppio di torri sulla colonna G che punteranno sul mio punto G7. Quindi dovrò prendere, credo, in fretta dei provvedimenti. Mm, ok. Vediamo un po' come si evolve la situazione con torre di 8. Ok, sì, il raddoppio è vicinissimo, quindi lo scacco non posso darglielo.
Dopo cavallo, ok, e qui niente, devo prepararmi la difesa, non ho molte altre alternative. Cavallo. Non so se è meglio metterlo al centro o sul lato. In genere al centro è sempre la migliore, però sul lato credo che sia questa volta la soluzione migliore. Ecco, pessima. Se la mettevo al centro, il cavallo, il re non poteva andare in E3. Come non detto. Vediamo un po' come posso sbrigarmela qui, perché è veramente difficile come posizione. Raddoppio di torri, così posso creare qualche piccola minaccia. No, neanche quella. Vediamo un po' se posso attaccare da dietro. Allora, così niente. Così niente. E mo? Credo che devo giocare solo mosse d'attesa. Eh sì, credo che non ho molte altre possibilità concrete. Tra l'altro il mio torre deve rimanere qui a difendere il pedone C5, quindi questo re maledetto mi intrappola alle due torri, ecco. Quindi devo spingere per forza. Così il cavallo... Ah, se n'è andato lì. Addirittura posso proporre un bel cambio di torri. Accettato. Re F3. E ora qui devo trovare qualcosa. Assolutamente. Ecco qui, forse... Ok. Vediamo, c'ho il cavallo sotto. Anzi, l'ho perso il cavallo praticamente. Bella mossa. Del cavolo, bella mossa. Vabbè, cavallo per due pedoni. No, non era perso il cavallo. Potevo spingere... Vediamo se mi fa ritornare indietro. Spingevo il pedone e non era perso. Ah, continuiamo da qui che è meglio. Eh no, così però fugge il... Ok, quando sarà il momento che fuggirà, cavallo F6. Ok. Forse qui c'è quasi il matto, eh? Perché così il re è costretto ad andare nell'angolino. Eh, Vediamo se trovo la soluzione. Devo riuscire a proteggere questo pedone che se spingo diventa matto. Ah, torre. Ok, catturo. Ci sono vicino ma non riesco a trovare la soluzione per fargli matto. Niente. Torre dietro il pedone, la cosa migliore. Scacco. E ora catturo il pedone. Ah, sacrificio. Se gioco così. Ok, e ora sacrifico io poi la mia torre, sperando di non prendere qualche bella forchetta. Ah, bella questa. Sacrificio di torre. E poi il finale ovviamente vinto. Però che faticaccia ragazzi.